Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Un femminicidio annunciato a Messina. Daniela uccisa a coltellate dall'ex che aveva già denunciato. Il corpo è stato trovato dalla figlia incinta 24 ore dopo. L'ex compagno era domiciliari senza braccialetto elettronico perché non disponibile. Inchiesta su Mazzetta e mafia, coinvolto il supermanager Salvatore Iacolino. Dalle intercettazioni emergono presunti favori tra un dirigente regionale e un boss agrigentino. Trovati 90.000 euro in contanti. L'indagine della DDA di Palermo si allarga. Intanto le opposizioni di sinistra chiedono le dimissioni del presidente Schifani per la nomina di Iacolino a Messina e le infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa regionale. L'indagine spacca anche la maggioranza di centrodestra alla regione. Lavoro nero e irregolarità diffuse nelle aziende siciliane. Dai controlli INPS del 2025, 600 imprese irregolari su 694 ispezionate, centinaia di lavoratori in nero e migliaia di rapporti fittizi tra agricoltura, scuole e case di cura. Mondello, guerra di ricorsi per la spiaggia. La società italo-belga ricorre al TAR contro la revoca della concessione della spiaggia. Cresce così l'incertezza sulla stagione balneare. A Niscemi la frana non si ferma, i tecnici incaricati dalla protezione civile senza mezzi termini. Non esiste una soluzione definitiva per mettere in sicurezza il fronte dello smottamento. Il teatro, le più belle canzoni di Mina cantate sul palco da Tindaro Granata per raccontare le storie delle detenute del carcere di Messina. Calcio, Toscano resta alla guida del Catania, ma la sua panchina scricchiola. Il destino del tecnico è legato al risultato della gara con Altamura. Il match domenica in diretta in chiaro e in esclusiva su Telecolor. Bentrovati. Dunque era una morte annunciata, così la famiglia di Daniela Zinnanti definisce il femminicidio della donna. Dalle ultime indiscrezioni sarebbe avvenuto lunedì l'omicidio, ma il corpo trovato 24 ore dopo. Tra i due una relazione breve caratterizzata dalla violenza, come ci racconta Francesco Triolo. Una storia breve e tormentata, quella tra Daniela Zinnanti, 50 anni, e Santino Bonfiglio, 67 anni, culminato con il femminicidio della donna, che dalle ultime indiscrezioni investigative sarebbe avvenuto a Messina nella giornata di lunedì. La scoperta invece soltanto dopo 24 ore, quando la figlia Roberta, allarmata da non avere notizie della madre, si è presentata nella sua abitazione di via Lombardia e l'ha trovata in una pozza di sangue. Una scena macabra per la giovane incinta che si è sentita male ed è stata trasportata al vicino ospedale Piemonte. Nel frattempo era scattato l'allarme con l'arrivo della polizia e degli uomini della scientifica che hanno analizzato il luogo, acquisito le immagini di videosorveglianza del palazzo e della zona e sono arrivati ad identificare Santino Bonfiglio, l'ex compagno della donna. Trovato anche il coltello utilizzato dall'uomo in un cassonetto della differenziata proprio vicino all'abitazione. La storia tra i due sarebbe iniziata a maggio scorso, quindi a fine anno la rottura, e lui l'avrebbe picchiata una prima volta. La denuncia era stata ritirata il giorno dopo anche contro il volere della famiglia. A febbraio Bonfiglio, difeso dall'avvocato Oleg Traclò, era tornato ad usare violenza contro la donna. Lei si era fatta medicare all'ospedale Piemonte con 7 costole rotte e in quella circostanza aveva denunciato definitivamente. Quindi erano scattati i domiciliari. Nell'ordinanza firmata dal GIP era previsto l'obbligo del braccialetto elettronico, che però l'uomo non indossava perché non ce n'erano disponibili. Un particolare clamoroso, tanto che la famiglia di lei, alla luce di questo, parla di una morte annunciata. Una notizia che arriva da Catania, perché a Catania si torna a sparare in strada, colpi d'arma da fuoco a Librino, dove è stato ferito un ragazzo di 18 anni incensurato ad una gamba. A segnalare gli spari una chiamata al 112. Il ferito si è presentato da solo in ospedale, le indagini sono condotte dalla polizia. A Catania dunque si torna a sparare nelle strade, diversi gli episodi avvenuti proprio negli ultimi
mesi. Il supermanager della sanità siciliana Salvatore Iacolino è accusato anche di concorso esterno, sequestrati 90.000 euro in casa, coinvolti il dirigente regionale Teresi e il capomafia di Favara, Carmelo Vetro. E c'è un filone delle indagini che porta anche a Messina. Sentiamo Luca Ciliberti. L'indagine che ha coinvolto il supermanager Salvatore Iacolino, pesantissima l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, parte dalle mazzette pagate da un boss agrigentino, Carmelo Vetro, a un potente dirigente dell'assessorato infrastrutture Giancarlo Teresi, rimasto al suo posto nonostante sia da 6 anni sotto processo per corruzione. L'indagine, che ricostruisce anni di mazzette grazie alle intercettazioni ambientali che hanno ripreso il dirigente a intascare soldi e baciare il boss, restituisce uno spaccato avvilente di certa burocrazia regionale. Secondo l'accusa, il dirigente regionale Iacolino avrebbe aiutato nella sua attività imprenditoriale il boss Carmelo Vetro, suo compaesano, in cambio di finanziamenti per la campagna elettorale e assunzioni. Il quadro investigativo resta aperto e in evoluzione. La Procura di Palermo sta incrociando diversi elementi raccolti nel filone messinese dell'inchiesta, nel quale sono già emersi episodi di presunta corruzione e scambi di favore. Il segmento messinese sarebbe considerato uno tra i più delicati perché riguarda un'area amministrativa strategica in un territorio dove Iacolino aveva già consolidato, sempre secondo l'accusa, rapporti e influenza, e non è un caso che l'indagine parta pochi giorni dopo la sua nomina alla guida dell'ASP peloritana. Intanto le perquisizioni ordinate dalla DDA hanno portato alla scoperta di 90.000 euro in contanti nelle abitazioni di Iacolino, tra Palermo e Agrigento. I legali del direttore generale del Policlinico di Messina presenteranno ricorso al riesame contro il sequestro dei dispositivi elettronici, appunto, dei 90.000 euro. Iacolino sarà sentito dai PM venerdì a Palermo. I suoi avvocati stanno valutando la possibilità di consigliargli di avvalersi della facoltà di non rispondere. E anche il campo largo va all'attacco. Schifani lasci dopo lo scandalo Iacolino. L'opposizione, intanto, nel corso di una conferenza stampa congiunta all'Assemblea regionale, ha chiesto le dimissioni del presidente della regione, come ci racconta Marco Gullà. Schifani deve dimettersi, in coro le forze del campo progressista siciliano. Nel corso di una conferenza stampa congiunta all'Assemblea regionale hanno chiesto le dimissioni del presidente della regione siciliana dopo l'indagine della Procura di Palermo sulle infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa regionale che vede coinvolto Salvatore Iacolino, da una settimana designato dal governo regionale alla guida del Policlinico di Messina. Chiediamo a Schifani di staccare la spina. I fatti che sono emersi dall'ultimo scandalo della sanità siciliana sono gravissimi e riguardano il Dominus, colui che gestiva la metà del bilancio della regione. Peraltro tra le accuse c'è anche sono anche quelle dei rapporti con la mafia. Il puzzo della politica di centrodestra deve uscire fuori dalla sanità. Il presidente Schifani prenda atto che il suo governo sta trattando temi che non interessano i siciliani. L'Assemblea regionale siciliana continuerà a bocciare tutte quelle norme che verranno portate in assemblea con voto segreto e non fino a quando non si tratteranno i veri problemi siciliani. L'area progressista annovera PD, Movimento 5 Stelle, Controcorrente, Vieste, Italia Viva, Progetto Civico Italia, Spazio Civico, PSI, più Europa e più Uno. Iacolino doveva andare a casa esattamente un anno fa perché era corresponsabile dello scandalo Referti a Trapani. Il governo ha sottovalutato questa serie di scandali che prosegue. A questo punto non è pazzesco chiedere che Roma metta il naso sulla sanità in Sicilia. Ne resterà soltanto uno non è solo il titolo di un film, ma è il titolo di questa commedia del governo Schifani, un governo di indagati, un governo in cui sostanzialmente, lo abbiamo visto, Lavardera è quello che dice che aveva la mafia sempre in testa, ma guarda caso questa mafia torna sempre, torna a Mondello nella gestione dei lidi con i parenti dei boss che erano sempre in primo piano, e torna in un settore delicatissimo, quello della sanità. Cos'altro serve per mandare a casa questo governo? Che cominciano a fare omicidi? Ma l'indagine sul supermanager Salvatore Iacolino spacca anche la maggioranza di centrodestra alla regione, malumori di Fratelli d'Italia e autonomisti che da sempre non hanno visto con favore il suo ruolo di assessore ombra alla sanità. Ciliberti.
Sul caso Iacolino, il super manager della sanità regionale indagato nell'inchiesta di Palermo, la maggioranza di centrodestra comincia a mostrare tutte le sue crepe. La sanità è da sempre un nervo scoperto del governo Schifani. Prima le assenze dell'assessore Giovanna Volo sui temi più importanti che riguardano la salute dei siciliani, dalle liste d'attesa alle strutture ospedaliere. In mezzo il caso dei mancati referti istologici di Mazara del Vallo, oltre 3.300 che nei casi più gravi hanno causato la morte dei pazienti. Allora pagò solo il manager di Fratelli d'Italia Ferdinando Croce, ma da più parti si chiedeva una spinta alla sanità regionale. La risposta fu il cambio di assessore con un'altra fedelissima, l'attuale Daniela Faraoni. Ma in aula le tensioni su questo tema sono sempre rimaste evidenti. Per tutti Iacolino era l'assessore ombra alla sanità, un fedelissimo del presidente della regione. A lui tutti facevano riferimento, era il direttore del Dipartimento per la pianificazione strategica. Un ruolo apicale che non piaceva soprattutto a Fratelli d'Italia, a una parte del partito di Forza Italia e pure agli autonomisti, che sulla sanità siciliana avevano puntato l'obiettivo. La nota del Movimento per le Autonomie a poche ore dall'inchiesta è emblematica. È prassi augurare, si legge, che i reati addebitati all'ex direttore generale della sanità, Salvatore Iacolino, si rivelino privi di fondamento. Ed è amara la consolazione di ricordare che alla vigilia della sua ultima designazione al Policlinico di Messina, dall'MPA si chiedeva di differire sollecitando una specifica attenzione ai contesti, alle competenze e ai curricula. Ovvero ricordare l'allarme lanciato circa 2 anni fa sulla sanità al disastro, un dossier che presentò proprio il gruppo degli autonomisti. Come dire, a buon intenditore, poche parole. I dati dell'attività ispettiva 2025 dell'INPS in Sicilia mostrano una situazione allarmante. Il lavoro nero supera quello regolare e quasi tutte le aziende controllate non rispettano i parametri di legge, come ci racconta Simona Mazzone. Lavoratori in nero, rapporti di lavoro inesistenti, persino dissimulati sotto forma di volontariato, per non parlare delle irregolarità diffuse all'interno delle aziende siciliane. I dati dell'attività ispettiva 2025 diffusi dall'INPS col direttore regionale Saltalamacchia mostrano un quadro allarmante nell'isola. Delle 694 aziende controllate, 600 risultano irregolari, 435 lavoratori in nero, oltre 5.000 quelli fittizi e circa 11.000 irregolari. Nel comparto agricoltura al primo posto per lavoro irregolare c'è Catania, poi Agrigento e Caltanissetta. Controllate tutte le 85 IPAB in Sicilia, enti di natura pubblica vigilati dalla regione, insolventi verso l'INPS secondo le ultime stime di 3 milioni e mezzo di euro, che si aggiungono alla precedente situazione debitoria che supera i 53 milioni di euro. Tra l'altro alcuni enti risultano da anni inattivi pur continuando a mantenere in organico personale dipendente in servizio con lauti compensi. Il tutto segnalato alla Corte dei Conti. Sotto la lente di ingrandimento dell'INPS anche le case di cura per anziani con lavoratori compiacenti, finti volontari al fine di ottenere l'assegno di inclusione. E nelle scuole private paritarie prassi sistematica e la mancata retribuzione delle prestazioni rese dal personale docente ATA in cambio dell'attribuzione di punteggio. A Catania in un ente di formazione professionale per estetisti e parrucchieri, quasi tutti gli insegnanti risultavano contrattualizzati come co-co-co, pur essendo in effetti lavoratori subordinati. La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un maxi sequestro antimafia da oltre 10 milioni di euro tra Catania e Arezzo. I beni, tra cui 3 società immobiliari, 62 fabbricati e 16 terreni, erano riconducibili a Carmelo Salemi, esponente del clan Santa Paola Ercolano, e all'imprenditore Giovanni Fabrizio Papa, ritenuto vicino al sodalizio mafioso. Secondo gli investigatori, Papa avrebbe messo le proprie aziende a disposizione del clan per riciclare denaro illecito. Entrambi erano già stati arrestati nel 2024 nell'operazione Oleandro. La polizia postale ha sequestrato una ingente quantità di materiale, andiamo anche con le immagini, pedopornografico di un 66enne che è stato arrestato mentre altri 3 sono indagati. Sono tutti uomini di svariata estrazione sociale geolocalizzati grazie alla collaborazione con l'organizzazione no profit Child Rescue. La Procura di Catania sottolinea come dall'operazione sia emerso un dato particolarmente preoccupante, ovvero che per la prima volta in questo circondario di indagini sulla pedopornografia l'arrestato aveva la disponibilità di svariati giochi e strumenti informatici in grado di compiere veri e propri abusi sessuali virtuali su minorenni. Delle notizie che lasciano senza dubbio sconcertati, soprattutto chi ha figli in tenera età.
Andiamo a Mondello adesso, perché l'estate di Mondello a Palermo diventa una guerra a colpi di ricorsi. Adesso la società italo-belga ricorre al TAR contro la revoca della concessione della spiaggia, contesta infatti il decreto regionale e chiede ai giudici di sospenderlo in vista dell'estate e revocarlo subito dopo. Ma sentiamo i dettagli da Maglio Viola. Cresce l'incertezza per la stagione balneare a Mondello. La società Mondello italo-belga, alla quale lo scorso 26 di febbraio la regione siciliana ha revocato la concessione della spiaggia, deposita oggi il suo ricorso al TAR contro il provvedimento regionale. Nel ricorso si chiede la sospensione del provvedimento stesso anche in ragione dei rilevanti danni economici e reputazionali che ne derivano a partire dalle ricadute sui lavoratori e sull'organizzazione aziendale. La società ritiene che le motivazioni addotte dalla regione risultino non aderenti alla realtà dei fatti e sproporzionate e saranno puntualmente contestate nelle sedi competenti. Si tratta peraltro del primo atto compiuto e direttamente impugnabile e formalmente notificato alla società dall'inizio della vicenda, finora discussa prevalentemente fuori dalle sedi competenti, si legge in una nota della italo-belga. Insomma, la società lamenta un processo mediatico privo di atti concreti e di aderenza alla realtà. Adesso la parola passa ai giudici. C'è il rischio concreto di sospensiva che comporterebbe il ritorno della spiaggia nella disponibilità della società, interrompendo le procedure di assegnazione avviate dalla regione. Da ricordare che la italo-belga si trova in situazione di procedura antimafia condivisa e dunque l'amministrazione societaria è affiancata da 3 commissari prefettizi. La frana di Niscemi adesso, perché la frana è ancora attiva ed è difficile da stabilizzare con opere definitive. I tecnici incaricati dalla protezione civile su questo non hanno dubbi. Intanto sul versante vicino all'impianto MUOS la base americana di Sigonella annuncia un piano di ripristino ambientale. Sentiamo tutti i particolari da Gerritalia. A distanza di 6 settimane la frana di Niscemi resta un fenomeno complesso e in evoluzione. Secondo la relazione tecnica dell'Università di Firenze, coordinata dal geologo Nicola Casagli e commissionata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, non esiste al momento una soluzione strutturale definitiva per mettere completamente in sicurezza il versante. Le dimensioni del movimento franoso, la profondità delle superfici di scivolamento e la natura dei terreni rendono infatti impossibile stabilizzare l'intero sistema con grandi opere di consolidamento. Per questo la strategia indicata dagli esperti punta su una gestione integrata del rischio, monitoraggio continuo, interventi di mitigazione e misure di protezione civile. La frana nel suo complesso non si potrà mai fermare, adesso si sta fermando, però può riattivarsi, no? E dobbiamo fare in modo di ritardare il più possibile queste riattivazioni e di renderle parziali, di non far accadere un fenomeno così grande. Per far questo è necessario combinare una serie di opere strutturali e poi gestire il rischio evitando azioni, spargimenti di acqua, perdite alla rete fognaria, regimare tutti i torrenti e fossi che ci sono. Nel frattempo nel centro abitato sono state ridefinite le zone di sicurezza. La zona rossa è già passata da 150 a 100 metri, ma non si esclude che possa essere ulteriormente ridotta se le condizioni lo permetteranno. Verrà ridotta nella misura e nei tempi necessari a garantire l'assoluta sicurezza delle persone. Chi oggi è rientrato al sicuro. Ma il tema della stabilità del territorio riguarda anche l'area vicina all'impianto satellitare MUOS della Marina Militare statunitense. La NAS di Sigonella ha annunciato un piano pluriennale di ripristino ambientale. Secondo la base americana, gli interventi che partiranno in primavera serviranno proprio a contrastare i fenomeni erosivi nell'area dell'installazione. E mentre gli esperti continuano a monitorare la frana, intanto l'attenzione sul territorio rimane alta. Andiamo a Catania. La procura infatti ha disposto il dissequestro dell'area denominata Cutuliscio del centro Le Ciminiere, distrutta da un incendio divampato a novembre del 2025. Il dissequestro consentirà ora ai tecnici della città metropolitana di accedere ai locali finora interdetti per intervenire sull'impalcatura da cantiere esterna alla struttura. Le operazioni, dice il sindaco Enrico Trantino, saranno condotte con la massima rapidità per consentire il ripristino della normale circolazione ferroviaria. Rimaniamo a Catania. Indignano in queste ore le condizioni di Piazza Eroi d'Ungheria, trasformata in una discarica a cielo aperto. I cittadini dicono: paghiamo la Tari più alta d'Italia per questo scempio. È andato per noi Tonino De Mano.
Pedoni costretti a passare sulla sede stradale con il rischio di essere investiti. Una carreggiata ristretta, porte dei negozi chiuse per il fetore che ammorba l'aria. Benvenuti a Piazza Eroi d'Ungheria, simbolo di una Catania dove l'emergenza rifiuti non si riesce proprio a debellare. E se in alcune zone della città si registrano progressi, da queste parti gli unici movimenti sono all'indietro. Passi del gambero che indignano e che sdegnano. E io pago le tasse, questi signori non vengono mai sanzionati, abusivi, non abusivi, non si è capito, ma perché non hanno i loro contenitori per poter conferire questa spazzatura differenziata, non differenziata, quello che sia? Non si può vivere così a Catania. Per la puzza siamo costretti proprio a chiudere anche le porte perché proprio non si può respirare quest'aria così pesante. E paghiamo la spazzatura più cara d'Italia e il risultato è questo. In questo punto non si raccoglie la spazzatura da oltre una settimana ed ora dopo ora l'accumulo aumenta. A microfoni spenti, con la certezza di non essere inquadrati per paura di ritorsioni, alcuni residenti di via Eugenio Barsanti puntano il dito contro gli ambulanti che di notte riversano scarti di frutta, carta, cartone ed immondizia varia. A questi si aggiunge una buona parte di popolazione che continua a non differenziare i rifiuti. Per gli uni e per gli altri l'unica soluzione sarebbe la videosorveglianza, rimedio per stanare gli incivili. A Caltanissetta adesso, dove sono stati completati i lavori di riqualificazione della via Borremans, uno degli assi di collegamento più importanti tra la città e la statale 640. L'intervento introduce anche tecniche innovative per il recupero dei materiali stradali. Il servizio di Rita Cinardi. Continuano gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulla viabilità siciliana con un'attenzione sempre maggiore anche a soluzioni sostenibili a basso impatto ambientale. A Caltanissetta ANAS ha completato i lavori lungo la via Borremans, una delle principali arterie di accesso alla città. L'intervento ha riguardato un tratto di circa 3,5 km e consentirà una migliore viabilità. La via Borremans collega infatti la zona nord di Caltanissetta con lo svincolo della statale 640, l'area della stazione ferroviaria di Xirbi e il comune di Santa Caterina Villarmosa. Per il rifacimento dei tratti più danneggiati è stata utilizzata una tecnica che ha consentito di riutilizzare il 100% del materiale della vecchia pavimentazione per realizzare una nuova base strutturale. È stata usata la logica del riciclo del materiale in sito, o meglio del reimpiego del 100% di materiale della vecchia pavimentazione, con una riduzione dei materiali da scarto, quindi da rifiuto, e minore utilizzo di nuovo materiale, con conseguente risparmio idrico, energetico e basse emissioni in CO2. E quindi proprio un intervento green su questa strada che va a valorizzare la sostenibilità anche in termini di economia circolare. Andiamo adesso al teatro ma anche alla musica, perché all'Ambasciatori di Catania venerdì e sabato lo spettacolo Vorrei una voce, il monologo scritto e interpretato dall'artista siciliano Tindaro Granata, che rende omaggio alla grandissima Mina, raccontando attraverso le canzoni storie di donne detenute. Orazio Longo. Uno spettacolo che nasce da un'esperienza umana e artistica vissuta dal protagonista, il laboratorio teatrale all'interno della casa circondariale di Messina con le detenute di alta sicurezza nell'ambito del progetto Il Teatro per Sognare. 4 anni di incontri diventati scena viva, con un filo conduttore a unire il tutto, Mina. È uno spettacolo che racconta la storia di queste ragazze che sono all'interno della casa circondariale di Messina, e ognuna di loro è legata a una canzone particolare di Mina, e per me è stata una scoperta meravigliosa poter vedere che cosa significa stare in quel luogo e trovare una libertà interiore. A portare in scena Vorrei una voce al Teatro Ambasciatori di Catania e Palco Off, cuore pulsante della performance nella forma del monologo, è la presenza di un filmato inedito di Mina, donato personalmente dall'artista, uno spettacolo dedicato a chi ha smesso di sognare, spiega Tindaro Granata. Abbiamo messo in scena l'ultimo concerto di Mina in playback, e da lì è nato un mondo di emozioni, un mondo di storie che sono venute fuori semplicemente ascoltando e cantando la grande musica della grande Mina. Un incontro tra arte e vita, tra palco e realtà, tra la voce più amata d'Italia e le voci invisibili di chi cerca riscatto.
Ci fermiamo per una pausa adesso, tra poco lo sport. Torniamo in studio con lo sport, il calcio, almeno sino alla trasferta di Altamura non dovrebbero esserci scossoni in casa Catania. Telecolor trasmetterà la partita in diretta, in chiaro e in esclusiva con 4 ore di diretta stadio. La posizione di Mimmo Toscano è al vaglio della società dopo gli ultimi risultati, ma il tecnico è stato confermato. Francesco Triolo. È l'ora delle riflessioni, sbollita la rabbia, calmati gli animi. In casa Catania adesso si cerca di capire cosa fare, perché l'obiettivo della promozione diretta sembra ormai scivolato via dalle mani e c'è da tarare di nuovo quello che dovrà essere il prossimo. La squadra si è messa subito al lavoro in vista della trasferta di domenica prossima contro l'Altamura, che Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro ed esclusiva con 4 ore di diretta stadio. Sulla panchina rossa-azzurra dovrebbe continuare ad esserci ancora Mimmo Toscano, anche se la sua posizione dopo la doppia trasferta di Salerno e Benevento e il pari con la Casertana non è più così salda. L'allenatore infatti è sotto valutazione, la società sta ragionando sulle opzioni a disposizione visto il rendimento insoddisfacente della squadra finita a meno 12 dal primo posto, ormai saldamente in mano al Benevento e con un vantaggio sulla terza, il Cosenza, ridottosi a 5 lunghezze. In caso di avvicendamento si punterà su una figura di esperienza e comprovato curriculum, un tecnico in grado di prendere subito in mano la situazione per difendere la piazza d'onore nella stagione regolare e preparare al meglio i play-off, profili che andrebbero vincolati con almeno 1 anno e mezzo di contratto. Nel frattempo una delle alternative possibili, l'ex rossazzurro Fabio Caserta, ha trovato l'accordo con l'Empoli. Ancora una pausa, tra poco torniamo per le ultime notizie. Torniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia, perché c'è stato un incidente stradale mortale a Cefalù nel Palermitano. È morto un ragazzo di 17 anni dopo lo scontro della moto su cui si trovava. La sua è un'automobile sulla strada statale 113 appunto a Cefalù. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, gli operatori dell'ANAS, perché si sono formate lunghe code a causa appunto del restringimento per i rilievi dell'incidente. Per il ragazzo, purtroppo 17 anni, non c'è stato nulla da fare. Questa dunque era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi, da parte mia, dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione per stasera. Per questa sera dunque è tutto. Un buon proseguimento di serata, arrivederci.